Indignados, da poco di Black Bloc sconsarono la manifestazione pacifica. Conflitto israeliano-palestinese, dopo 5 anni liberarono lo soldato Gilad Shalit. Povertà in Italia, aumentato dello 13% in talo nord e dello 70% in talo sud. Regione siciliana, il governo ha approvato il disegno di legge per l'abolizione delle province. Scrima, si conchiuderono le mondiali di Catania. Benedica a tutti. Continuano le polemiche per il disordine di sabato passato a Roma durante la manifestazione degli Indignados. Le forze politiche si scontrarono a proposito di come funzionava la prevenzione e di come si mangiava il corteo. Da poco di osservatori si meravigliano del fatto che basta introdurre da poco di gruppi di teppisti tra i pacifici manifestanti per fare scordare le ragioni della protesta e per fare parlare solo delle violenze e di come evitarle. Intanto, i primi risultati furono che lo sindaco di Roma, Alemanno, firmava un'ordinanza che proibisce le manifestazioni per il prossimo mese. Lo martedì passato Hamas liberò allo soldato israeliano Gilad Shalit dopo 5 anni di sequestro. A Cancio, il governo israeliano ha per liberare i primi 477 prigionieri palestinesi, delle 1027 previste dall'accordo. Finalmente il negoziato dette buon risultato e prevalì all'inutili bombardamenti dell'esercito che provocarono centinaia di morti tra i civili, magari femmine e picciridde. Il 14 ottobre a Parigi, una nota di l'IPMED, l'Istituto delle Prospettive Economiche del Mondo Mediterraneo, disse che le rivoluzioni arabe provocarono un grande danno ai paesi della parte sud e est del Mediterraneo. Il settore turistico rappresenta che assale il 12% del PIL. I dati di sta nota dicono pure che questi paesi, entro il 2011, aprono una caduta delle presenze turistiche dello 40 all'80%, soprattutto tra i primi mesi di quest'anno. Dalle giorni passate l'agenzia di rating Moody's lasciò intendere che potesse presto declassare la Francia, facendola passare dalla AAA alla AA. Da questo periodo la forte esposizione delle banche francesi per lo debito greco e di altri paesi considerati a rischio alimentava i dubbi a proposito della solidità finanziaria di questo paese. Le previsioni positive che fecero a poco di osservatori internazionali, che considerarono che grazie alla guerra in Libia a poco di aziende francesi possono avere buoni vantaggi economici, pare che non bastano per evitare questo declassamento. Dice un proverbio siciliano, mentre l'uomo di costuria lo malato se ne va. Mentre la politica dice sempre che ha a fare le riforme per dare più travaglio e per risolvere la crisi economica, la Caritas e la Fondazione Zancan rivelarono a poco di quotidiani nazionali che ai poveri che telefonano per domandare aiuto da questo ultimo periodo aumentarono dello 13% in talo nord e dello 70% in talo sud. Chiudo che lascia senza parole è che telefonano magari certe famiglie che hanno casa e travaglio, ma non arrivano a fine mese lo stesso. Martedì 18 da tutta l'Italia ci furono manifestazioni delle poliziotte che denunciano una situazione per davvero critica. Mancano magari le sorti per la benzina di risomagine e le foglie di carta per il stampante. Sentiamo soccorritisti in questa intervista esclusiva a Stupormundi, il segretario nazionale dello sindacato di polizia SIAP, Giuseppe Tiani. Protesta perché tagli di un governo che ha mostrato limiti alla propria capacità di governo e soprattutto ha perso l'ordine delle priorità del paese. La Sicilia è una terra martoriata da fenomeni criminali, non è tollerabile che il taglio arrivi in terre dove è necessario avere mezzi, uomini e strumenti per contrastare i fenomeni mafiosi, perché se non si contrasta la mafia alla sua radice, qualsiasi politica della legalità è insufficiente. Chiudo con una battuta di Cicerone, la legge è tale quando è al servizio di tutti, quando la legge viene piegata alla volontà degli uomini non restano che degli schiavi o dei padroni. Sto lunedì passato il governo regionale approvò il disegno di legge che prevede l'abolizione delle province in favore delle libere consorzi di comune. In tutta Italia si parla di abolizione delle province, ma lo Statuto siciliano d'autonomia già lo prevedeva 65 anni fa. La notizia dette figure a dei cittadini che avevano anni che domandano l'attuazione integrale dello Statuto. Sto lunedì ci furono momenti di tensione tra l'ospedale di Lipari, dopo la chiusura del reparto di pediatria. Ora le picceridde vennero messe insieme all'anziane. 220 madre e pace pigliarono l'avvocato per mandare una lista di diffida all'azienda sanitaria provinciale, amminazzando di fare denunce alle autorità giudiziarie se le picceridde si avessero ammalare a causa di questa situazione. Benedica a tutti. Dopo la vittoria contro l'Inter,
Lu presidente di Lucatania, Pulvirenti, fece i complimenti alla sua squadra e dissi magari di essere sicuro che alla fine del campionato Lucatania arriva davanti a Lu Palermo. Lu presidente di Lu Palermo, Maurizio Zamparini, dichiarò che la sconfitta di domenica può essere utile e che si avvia a ripartire a Reri come dopo la partita contro lo Napoli. Rinnovò la sua fiducia allo tecnico Mangia, permettendosi di darci solo qualche consiglio, vista la sua mancanza di esperienza. Mondiale di sgrima a Catania, record di medaglie appareggiato. Ottimo il bilancio finale dei mondiali di sgrima, che si concluderono a Catania giorno 16. Appareggiato il record di medaglie italiane vinciuti, che era di 11 in tale edizione di 1949, ma come fece notare il presidente della Federazione Italiana Sgrima, nell'epoca il numero di nazioni presenti era più basso a causa della Seconda Guerra Mondiale, che aveva finito di picca. Lo presidente della Repubblica Napolitano si congratulò per l'ottima organizzazione. A Palazzo Sant'Elia in Palermo, ultimi giorni per visitare la mostra 1861 Aborigine, 150 anni di provincia attraverso gli abiti dei siciliani, una delle più suggestivi esposizioni di vestiti per femmina di un periodo storico siciliano che va dal 1860 ai primi del Novecento, tenuta della Fondazione Arte Decorativa Raffaele Piraino di Piccialia Soprana. Ci sono pure i vesti che si metteva la figlia di Don Giulio Fabrizio Lanza, principe di Lampedusa, e Kid di Donna Franca Florio. Si chiude il 23 di ottobre. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!